Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Stino una vita in nome del figlio Nino, ucciso dalla mafia a Carini 35 anni fa assieme alla moglie Ida. La sua barba lunga, simbolo di lotta alla mafia e di delitti impuniti. Il liceo di Partinico sarà intitolato a Felice Peppino Impastato, si chiude così la polemica sul cambio di nome. Allarme suicidi in carcere a Sicilia 24, la testimonianza di un detenuto, io salvato dai miei compagni di cella. Stangata di primavera, raffica di rincari per aerei, treni, alberghi e pacchetti vacanza, cresce pure il prezzo della benzina, dall'inizio dell'anno un pieno costa 7,50 € in più. Lotta agli sprechi contro la siccità, Taormina caccia alle piscine abusive, i proprietari rischiano multe fino a 20.000 euro. Cittadini favorevoli a Catania alle aree pedonalizzate, ma chiedono più servizi e parcheggi. I francesi Nouveau Vague tornano a Catania per l'unica data del Sud Italia. La band ha reinterpretato i classici del punk e della new wave degli anni '80. Bentrovati. Il padre Coraggio, simbolo della lotta alla mafia, Vincenzo Agostino, è morto. Per decenni si è battuto per far luce sull'omicidio del figlio Nino e della nuora che era incinta. Accusò lo Stato di alcuni delitti eccellenti. Celebre la sua barba lunga che promise di non tagliare fin quando non fosse stata fatta piena luce sui delitti. Tonino De Mano. Il giorno dell'omicidio di suo figlio Nino e di sua nuora Ida Castelluccio, incinta di pochi mesi, aveva promesso: non mi taglierò la barba fino a quando non saprò la verità sugli assassini e sui mandanti. Vincenzo Agostino, 87 anni, il padre Coraggio, simbolo della lotta alla mafia, se n'è andato prima. Troppo lenta la giustizia e troppi lati oscuri attorno alla morte del figlio Nino. L'agente di polizia assassinato dalla mafia l'8 agosto dell'89 a Villa Grazia di Carini, nel Palermitano. La verità sui delitti eccellenti è dentro lo Stato, disse Agostino in una delle sue tante invettive. Al suo fianco fino al 2019 ha avuto la moglie Augusta Schiera e dalla morte di quest'ultima ha continuato senza sosta la sua battaglia personale alla ricerca della verità. In aula bunker, in un drammatico confronto all'americana, riconobbe faccia da mostro il poliziotto 007 coinvolto in omicidi, stragi di mafia e tanti altri misteri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio per la morte di Vincenzo Agostino, protagonista di un costante e coraggioso impegno contro i crimini della mafia e per la ricerca della verità. Lo si legge in una nota del Quirinale. Con Vincenzo Agostino scompare uno dei simboli di testimonianza antimafia e di impegno della società civile, afferma il presidente della regione Renato Schifani. Insieme alla moglie non ha mai smesso di lottare. Gli fa eco il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: il suo impegno civile deve rappresentare uno sprone per le istituzioni e per la magistratura affinché si arrivi alla completa verità. Commosso anche il presidente della commissione antimafia all'Ars, Antonello Cracolici. La sua barba era diventata il simbolo di una giustizia attesa. La Camera Ardente sarà allestita alla caserma della polizia di Palermo. Dopo tante polemiche a Partinico, il liceo Savarino sarà intitolato a Felicia e a Peppino Impastato. Sentiamo Marco Gullà. Dopo una lunga e controversa vicenda, il liceo scientifico di Partinico cambierà nome da Santi Savarino a Felicia e Peppino Impastato. La decisione, annunciata dalla preside Lucia Lafata, mette fine a una polemica sterile e dannosa, come l'ha definita Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia all'Ars. Una polemichetta che ha dato voce a strumentalizzazioni stupide che non hanno senso, ha commentato Cracolici, esprimendo soddisfazione per l'esito della vicenda. Un iniziale voto contrario degli studenti all'intitolazione dell'istituto a Impastato, poi chiarito come un fraintendimento, aveva suscitato sgomento e incredulità. Il nome comunque dell'ex senatore e giornalista Santi Savarino, a cui sino a ieri era stato intestato l'istituto scolastico, a tanti non andava giù per via dei suoi contatti con la mafia e perché è firmatario del manifesto delle leggi razziali. La pratica, dopo un iter burocratico complesso, ha ottenuto i pareri favorevoli di prefettura e amministrazione comunale, consentendo l'intitolazione a due figure simbolo della lotta alla mafia come Felicia e Peppino Impastato. E allarme suicidi in carcere. Vi proponiamo adesso la storia di un detenuto che ha provato a togliersi la vita in cella. Ha detto: sono stato salvato dai miei compagni. Francesco Aloi. A volte per i problemi che ci sono in famiglia, che sono fuori, economici e altri tipi di problemi, che non riesci ad aiutarli, purtroppo.
E a volte perché è un ambiente particolare, non tutti si abituano perché è sempre un ambiente brutto. Sono tra le cause principali che portano ai gesti estremi in carcere. Matteo, lo chiamiamo così, preferisce non farsi vedere in volto. Lui ha avuto una condanna a 7 anni, 3 li ha vissuti in cella ed è qui che ha provato a farla finita. Chi l'ha fermata? Guarda, io sono svenuto per 20 minuti, quindi credo le altre celle. Gli altri detenuti mi hanno soccorso, poi è venuta l'infermeria, mi hanno portato in infermeria dopo 20 minuti. Ho sentito lo portiamo subito in ospedale. Da inizio anno in Italia si sono suicidati più di 30 detenuti, persone più che in numeri, che vivono da vicino il problema del sovraffollamento. Celle piccole e piene, c'è chi cade in depressione e prova ad uccidersi. Lui si è salvato. A chi è andato il suo primo pensiero? Ai miei figli, alla mia famiglia. Per i garanti dei detenuti bisogna intervenire subito per fermare questo fenomeno. Trovare delle soluzioni mirate perché si possano attenuare questi disagi che portano a delle decisioni così drammatiche e drastiche. A chi è in carcere Matteo dice: siate forti. Si avvicinano i ponti del 25 aprile e del 1 maggio e sono segnati da una raffica di aumenti che riguardano gli aerei, i treni, gli alberghi e i pacchetti vacanze. Continua a crescere anche il prezzo della benzina. Un pieno costa oltre 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Tonino De Mana. Mare, montagna o città d'arte, qualsiasi destinazione verrà scelta bisognerà fare attenzione al portafogli per programmare gli spostamenti. Una raffica di rincari incombe sui ponti di primavera che, calendario alla mano, permettono di fare qualche giorno di vacanze in più, visto che il 25 aprile cade di giovedì e l'1 maggio addirittura a metà settimana. Viaggiare costa e quest'anno costa di più. Dai voli aerei al caro benzina passando per gli aumenti al settore turistico, gli italiani dovranno fare i conti con un aggravio di spesa di 780 milioni di euro più 10,5% rispetto al 2023. Assoutenti e Confesercenti denunciano rincari che rischiano di frenare la ripresa, peraltro flebile. Lo scorso anno 17 milioni di italiani si sono concessi una vacanza in occasione dei ponti di primavera, dando vita ad un business da 7,4 miliardi. Quest'anno chi potrà concedersi alcuni giorni dovrà per forza di cose pagare di più. I pacchetti vacanza, ad esempio, registrano nell'ultimo mese un aumento dell'8,2% su base annua ed aumenti riguardano anche alberghi e B&B. Proibitivo spostarsi in aereo, i voli nazionali aumentano del 19,1% rispetto al 2023, quelli europei del 16,5%. Non andrà meglio per chi sceglie il treno, i biglietti rincarano dell'8% mentre autobus e pullman turistici salgono al 4%. E siamo al caro benzina con i prezzi dei carburanti in costante crescita. Complice la delicata situazione internazionale, la benzina al self sfiora i 2 euro al litro e li supera abbondantemente in modalità servito, visto che a seconda delle compagnie bisogna aggiungere dai 20 ai 25 centesimi al litro. Il Codacons calcola che il pieno costa già 7,50 euro in più rispetto all'inizio dell'anno e potrebbe arrivare ai 9-10 euro in più in vista dell'estate, rovinando le vacanze agli italiani o almeno a quelli che possono ancora permettersele. Un incidente stradale autonomo, un pulmino ha forato una gomma, sbandato e si è ribaltato, si è verificato in prossimità dello svincolo di Catena Nuova della A19 Palermo-Catania. Il bilancio è di 7 feriti, si tratta di 7 salesiani dell'Istituto Don Bosco di Catania, 2 dei quali sono stati trasferiti nel soccorso in ospedale. Altro incidente sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, ferito un motociclista coinvolto nello scontro con un'auto. Lotta agli sprechi contro l'emergenza siccità. A Taormina si comincia con la caccia alle piscine abusive. I proprietari rischiano una sanzione fino a 20.000 euro. Francesco Triolo. A Taormina il caccia alle piscine abusive, l'alleato del comune per scovarle è l'occhio satellitare Google Earth. Attraverso il programma del colosso dell'informatica, l'amministrazione comunale di Cateno De Luca è riuscita a constatare come sul territorio esista un numero consistente di piscine interrate e seminterrate, ma che dalle visure a campione effettuate dall'Agenzia delle Entrate in maggioranza non risultano dichiarate in catasto con le rispettive rendite. Così è partita la caccia e chi sarà scovato rischierà una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.
La delibera è stata già approvata e prevede un'attività di controllo legata anche al consumo dell'acqua, visto che il fabbisogno di Taormina nel periodo estivo cresce esponenzialmente, tanto che di recente è stato siglato un accordo con Amam Messina per aumentare a 60 litri al secondo la fornitura dalla condotta Fiumefreddo, una quantità restituita all'azienda messinese da Sicilia Acque. Negli ultimi anni in città sono aumentate le richieste per la realizzazione di piscine interrate con annessi servizi e accessori, soprattutto da parte delle attività ricettive, per incrementare i livelli dell'ospitalità alberghiera ed ex alberghiera, e secondo l'amministrazione, che siano a servizio di strutture turistico-ricettive o di case vacanze, hanno comunque un fine di lucro. Ma esistono strutture non dichiarate che adesso si punta a scovare. In un periodo in cui la Regione Sicilia è alle prese con l'allarme siccità, la preoccupazione è per i consumi di acqua. Toccherà all'assessore all'urbanistica avviare il censimento di tutte le piscine, verificare l'iscrizione al catasto, la tipologia di allaccio alla rete idrica comunale e se le acque di scarico siano rispondenti alla normativa. Breve pausa e ci vediamo tra poco. A Catania controlli che si fanno più stringenti nei weekend da parte della polizia nel centro storico e nei luoghi più frequentati della Movida. Nella zona circostante Piazza Bellini i posti blocco di polizia e guardia di finanza hanno evitato l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, e vigilato sulle condotte degli avventori per contrastare lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcolici tra i giovani. Stretta anche sui parcheggiatori abusivi. Lungomare preso d'assalto da cittadini e sportivi per la seconda domenica del Lungomare Fest. I catanesi sono favorevoli alle pedonalizzazioni, ma chiedono più mezzi pubblici, aree per il parcheggio e una viabilità alternativa. Emanuela Corsi. Il comune di Catania va avanti con le pedonalizzazioni di alcune aree della città. Se la chiusura al traffico veicolare di piazza Federico II di Svevia al Castello Ursino continua a dividere, i cittadini non hanno dubbi invece sul lungomare liberato che per la seconda domenica viene preso d'assalto da catanesi, turisti e sportivi. Perfetto, dovrebbe essere ogni settimana perché è una boccata di ossigeno, veramente. È un'idea che dovrebbe anzi essere approfondita e magari anche ampliata da altre parti della città. In molti si dicono favorevoli alle pedonalizzazioni purché si organizzi una viabilità alternativa rafforzando anche i mezzi pubblici. Sicuramente magari organizzare meglio la viabilità nelle aree circostanti si potrebbe essere anche un incentivo. Mancano i trasporti, l'efficienza dei trasporti e l'utilizzo di noi cittadini nei trasporti. Bisogna anche soprattutto dare la sua esperienza personale, trovare oggi un posto auto, un parcheggio è stato un'impresa. Sono diverse le aree del centro storico interdette al traffico veicolare. Dopo via Etnea recentemente sono state pedonalizzate piazza Mazzini e piazza San Francesco di Paola. Negli ultimi anni sono state chiuse temporaneamente in via sperimentale anche via di San Giuliano e piazza Stesicoro. La gente deve poter arrivare in centro storico e quindi la metropolitana per esempio nei weekend dovrebbe rimanere aperta fino alle 2, poi i parcheggi scambiatori, le navette molto spesso, cosa che a Catania non avviene. 20 anni dopo l'uscita del loro primo album, diventato un vero e proprio classico, i francesi Nouvelle Vague tornano a Catania con uno show che reinterpreta i classici del punk e della new wave degli anni '80. Eva Spampinato. Sensuali, eleganti e iconici, le loro cover non sono mai semplici cover, ma una visione che proietta l'ascoltatore in un'altra atmosfera. Da 20 anni precisi, l'album di debutto è del 2004, i francesi Nouvelle Vague, utilizzando gli elementi ritmici e melodici della bossa nova brasiliana, trasformano brani punk e new wave degli anni '80 in dolci e seducenti ballate. La band francese ha scelto Catania per l'unica data del Sud Italia del loro tour 2024. Al Nudogane hanno presentato anche alcuni brani del loro sesto album, Should I Stay or Should I Go?
Non si tratta solo di cover, i Nouvelle Vague sono ormai un'istituzione. I loro brani aggiungono qualcosa di personale e creano una versione completamente nuova della canzone. Il risultato è uno show dal carattere sensuale e affascinante, grazie anche alle due bravissime interpreti e al tocco eclettico della band. Brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci al calcio, parliamo del Palermo dopo il pari interno con il Parma e adesso è sesto con 6 punti di vantaggio sulla settima. Obiettivo minimo, centrare i play-off in questa posizione per giocare il primo turno in casa. Marco Gullà. Il Palermo a 4 giornate dalla fine del campionato è sesto con 6 punti di vantaggio sulla settima che è il Brescia. Ai playoff, se finisse così, i siciliani avrebbero il vantaggio di poter giocare la prima gara in casa e di poter passare il turno anche pareggiando. Archiviato il pari interno con il Parma, il Palermo pensa quindi alla prossima partita che sarà sabato al Barbera contro la Reggiana. Una sorta di match point per ipotecare almeno il stesso posto e mentalizzarsi verso i playoff. Ci sono degli spunti da cogliere in maniera positiva e ci sono degli aspetti sui quali lavoreremo per preparare al meglio a livello secondo me più mentale che fisico questi playoff che stanno quasi per arrivare e dovremo farci trovare pronti perché l'obiettivo resta sempre lo stesso e dobbiamo mettercela tutta, potremmo riuscire a riportare questa piazza dove merita. Palermo che proprio per i playoff potrebbe ritrovare Di Mariano uscito in barella dal match contro il Parma, ne avrà per circa un mese, esclusa la lesione del ginocchio. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica.